Padova prima nella lista nera delle città inquinate europee. Lo ha sancito l'Agenzia dell'Ambiente dell'UE, che individua nel capoluogo euganeo la regina delle emissioni di ozono, con 104 giorni di sforamento dei valori sanciti a livello comunitario nel corso del solo 2011. La graduatoria vede oltre una ventina di realtà italiane nei primi 30 posti, individuate soprattutto nell'area settentrionale centrale del paese, con Treviso e Verona addirittura nelle prime 10 piazze, a sancire un poco invidiabile primato del Veneto, che si ripropone anche nell'emissione di polveri sottili, dove Vicenza, nuovamente il capoluogo euganeo, e Venezia spiccano ancora nella top 20 con superamento dei valori sempre oltre i 100 giorni. Inevitabile il richiamo di Legambiente e più in generale di tutte le componenti ecosensibili e sanitarie della società a fronte di quella che rischia di diventare un'emergenza in termini di salute pubblica, con le conseguenze che il perdurare di una simile situazione può a medio e lungo termine determinare nei cittadini, anche e non solo relativamente alle cosiddette fasce deboli. Non esiste un progetto comune esteso al traffico del Veneto, ma ogni realtà municipale si arrangia come può. Ben vengano le domeniche ecologiche, ma finché non si comincerà a razionalizzare la viabilità privata e commerciale, che anche in tempo di crisi risulta comunque significativa, imponendo regole severe capaci di cambiare soprattutto la mentalità diffusa, non si andrà molto lontano, e a poco servono le tasse di accesso alle città. Si potrebbero chiamare in causa le amministrazioni locali per migliorare il trasporto pubblico, dove però i tagli regionali impongono cautela. Tirando le somme bisogna recuperare il fatidico tavolo, sempre meno contemplato, per un'azione concordata tra regione, provincia e capoluoghi, al fine di studiare un'azione che valuti le specificità di ogni singolo territorio, ricetta forse più volte auspicata, a cui adesso sarebbe opportuno anche dare sostanza.